Buonasera, ben ritrovati. Speciale focus con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Presidente, bentornato. Buonasera a tutti. Grazie per l'invito. Non sono in divisa stasera, eh? Sì, anzi, ecco. o meglio, ho un'altra divisa. Stranamente non è... Ed è un buon segno forse, no? Oppure... Ma sì, guardi, non ce la siamo passata molto bene, nel senso che, intanto grazie. Comincio con ringraziarvi, non lo faccio per piaggeria perché voi siete la parte nostra della protezione civile, no? Nel senso che ringrazio Antena 3, Rete Veneta, insomma Grazie, tutto, Presidente. e ringrazio voi, l'editore ovviamente, per questa scelta di affiancarci sempre durante i momenti delle tragedie, no? Perché poi per noi è utile anche dare informazioni in tempo reale. È vero che esiste il mondo digitale, è vero che esistono i telefonini, esiste un sacco di robe, però la televisione c'è sempre la televisione, nel senso che i cittadini è giusto che abbiano tutti la possibilità di accedere alle informazioni. Grazie, e quindi grazie per questa 24-48 ore, non so quanto abbiamo avete fatto delle maratone. Sono venuto anch'io qui durante appunto le giornate clou, forse la domenica sono venuto. Sì. Guardi, noi siamo stati letteralmente martoriati. Un vecchio mi ha detto: ricordate di dire a Antena 3 che i veneti si inginocchia solo in chiesa. È vero. I veneti si inginocchiano solo in chiesa. L'ha detto anche la Casellati quando l'ha ricordato. No, non lo sapevo. Sì. I veneti si inginocchiano solo in chiesa vuol dire che noi siamo in ginocchio, ma ormai siamo già con le gambe mezze distese, siamo già in piedi. C'è stata una tragedia nella tragedia che è Venezia, Certo. Voi l'avete documentata, insomma una grande marea che è la seconda più grande della storia. Ecco, anche qui cerchiamo di guardare in faccia la realtà. Le maree arrivano, abbiamo addirittura un quadro del 1752, se non ricordo male, con le barche in piazza San Marco. Ovvio che dobbiamo mettere in sicurezza questa città. La marea ha fatto danni. 187 cm sul medio mare vuol dire 1 metro d'acqua in giro per San Marco, per le vie. È una marea che fa danni diretti, è una marea che fra l'altro è stata rieditata in più diciamo, tempi, perché abbiamo avuto la prima notte di quel martedì notte, poi è tornata e poi è tornata ancora, e quindi forse anche il susseguirsi di queste maree non ci ha aiutato, lo scirocco, il tema della piovosità, la neve anticipata in montagna, perché un po' di quella neve si è sciolta e è venuta giù, il mare non ha ricevuto e quindi ha aumentato la marea in laguna. Diciamo che fanno un danno diretto queste maree, che rovinano tutto quello che trovano, e poi lasciano il ricordino, la salsedine, che divora le case, divora i monumenti, divora gli uffici, i negozi, e quindi di danni ce ne sono tanti, io sono stato tutti i giorni praticamente a Venezia e devo dire ho accompagnato delegazioni. Ecco, anche qui ho letto di qualcuno che dice basta passerelle, ma scusatemi, se ci vanno perché ci vanno, se non ci vanno perché non ci vanno. Diamoci una visione un po' più utilitaristica, la dico io da commissario ormai di alluvioni, di robe, anche del terremoto del Polesine, commissario di Vaia, commissario 2010 e commissario anche di questa tragedia. Ho chiesto formalmente che venisse nominato il sindaco Brugnaro per la città di Venezia, è la prima volta che accade. Il Presidente del Consiglio mi ha detto: ma come facciamo? Io ho detto: faccio io la domanda, tanto è vero che la procedura burocratica è partita dalla mia domanda, perché ci credo, perché il sindaco di Venezia deve essere anche l'unico interlocutore in caso di tragedie come questa. Venezia è troppo particolare per permettersi di avere sdoppiamenti di figure in un contesto come questo. Dico anche che le delegazioni, io ho accompagnato, mi perdoni, me lo lasci dire, rappresentando tutti i veneti certamente, ma accompagnato anche, fra virgolette, degli avversari politici, se ci pensate, no? Certo. Ma l'ho fatto volentieri, nel rispetto delle idee di tutti, perché penso che sia fondamentale per portare a casa soldi, portare chi deve decidere, fare i decreti, a vedere. Allora, non posso accettare che si dica basta passerelle. Guardate, in un sistema di tragedia è utile il volontario che spala, è utile il volontario che guida una macchina, è utile il volontario che sta alla centrale a rispondere alle telefonate, è utile il volontario che guarda solo le previsioni, è utile il ragazzo, strepitosi i ragazzi che vanno a raccogliere i libri e tutti questi ragazzi che sono spaccato buono dei nostri giovani, anzi bisognerebbe parlare di più di questi ragazzi. È utile anche quello che fa le passerelle, perché il contesto poi ci deve permettere di portare a casa decreti solidi. Guardi, le passerelle, fra virgolette, di Vaia l'anno scorso, o meglio, l'approccio di informazione e acculturamento rispetto a quello che era accaduto, lo potevi fare solo portando
le autorità nel territorio, perché spiegare un bosco raso al suolo non è come vedere un bosco raso al suolo. Beh, sa cosa abbiamo portato a casa l'anno scorso? 1 miliardo di euro. E Venezia, il Veneto dovrà portare a casa altrettanti soldi, perché altrimenti se no vuol dire che ci dobbiamo arrangiare a recuperare, vuol dire che i cittadini non avranno risorse e dovranno pagarsi i danni, ma noi non vogliamo questo. Quindi siccome i danni vengono ristorati da un decreto del governo, ben venga che siano venuti tutti i rappresentanti del governo. Anzi, ce n'è qualcuno anche che non è venuto, non si sono persi a fare polemiche invece che venire. Senta, l'importante ovviamente, siccome comprensibilmente i veneziani dopo tanti anni, parlo ai veneziani ma insomma tutti coloro che sono colpiti da queste calamità, ovviamente aspettano dopo i passaggi e dopo le dichiarazioni, poi aspettano anche i fatti, no? Gli schemi, ma anche diciamo, decisioni, perché su molti fronti questo è un paese in cui le decisioni vengono rimandate. Ma guardi, noi ci siamo, nel senso che abbiamo già il decreto del Consiglio dei Ministri che stanzia i primi 20 milioni di euro per Venezia. Questo vuol dire che la fase emergenziale, uno dice ma cosa sono questi 20 milioni? Sono le spese dei volontari, il cibo, la ruspa che è dovuto utilizzare per sgomberare una frana, piuttosto che camion per lo spurgo delle fognature che si sono intasate. Questa è la prima emergenza, cioè per tornare diciamo, a un livello di come si può, vivibilità. Sì. Dopodiché si va al ristoro dei danni, c'è il mobile che si è andato sott'acqua, il televisore, l'impianto elettrico che non funziona più. Quella è un altro stanziamento. Allora, Venezia ha già avuto la decretazione dello stato di emergenza, quindi la prima emergenza, poi arriveranno i soldi per i danni e così dovrà accadere anche per il resto del Veneto. Sì. Noi abbiamo avuto la montagna martoriata e ricordo che il Cordevole ha rischiato questo giro di far esondare il lago di Alleghe. Sì. E per fortuna che il lago di Alleghe era diciamo, tenuto basso come livello d'acqua, perché lei sa che abbiamo un cantiere da 8 milioni di euro dentro, ancora di Vaia, che stiamo ripulendo, rifacendo tutto. Frane un po' dappertutto, Veneto orientale sotto acqua, allagamenti stile 2010. Però se non aveste fatto quei lavori sarebbe andato molto peggio. Guardi, no. Pensi solo che abbiamo avuto una punta di piena domenica pomeriggio verso le 18 di 1800 metri cubi sul Piave a Ponte di Piave. Cioè qualche anno fa 1800 metri cubi erano problemi. Sì. Questa volta sono defluiti tranquillamente per un semplice motivo: abbiamo tolto un sacco di materiale che era sul Greto, siamo riusciti a toglierlo, vorremmo toglierne ancora di più. E poi il litorale che ha avuto danni inimmaginabili. Bibbione, sono spariti 100.000 metri cubi di sabbia, sono spariti i sottoservizi, via la fibra ottica, via tutti i sottoservizi delle spiagge. E così il lungomare di Jesolo, io penso che ci sia almeno 1 chilometro di lungomare che non esiste più, ve lo ricordate tutti, la passeggiata, non esiste più, cioè il mare è arrivato oltre la passeggiata, e così Eraclea, Caorle, Cavallino, Jesolo già citato, Sottomarina, Rosolina, Barricata, che è la spiaggia estrema del Polesine, e poi Scardovari, 100 cavane di 100 metri quadri in luna che sono dei laboratori per i pescatori che coltivano i mitili, quindi le ostriche, le cozze e le vongole a Scardovari. È una cooperativa importante che è il benessere del Polesine, e su 100 cavane, su 100 magazzini, 50 se ne sono volati in aria. Tremendo. Quindi danni ce ne sono, però bisogna andare avanti, non far polemica, andare avanti. Certo, Presidente, a proposito di polemica, così la faccio arrabbiare, oggi sul Corriere del Veneto, anzi ieri sul Corriere del Veneto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro, originario di Riese Pio X, dice, beh insomma, però qui nessuno vuole ammettere le proprie responsabilità. Zaia è stato nel governo Berlusconi come ministro, è stato vicepresidente di Galan, ogni tanto salta fuori. Ma guardi, questi qua sono dischi rotti e non offendono me, offendono tutti i veneti, anche perché mettono in discussione l'intelligenza dei veneti. Se tu sei convinto che i veneti siano idioti, puoi continuare ad andare a dire queste robe. Le faccio un esempio, il Mose, cominciamo a parlare di Mose. Il Mose nasce come idea dopo il 66, 4 novembre 66, se lo ricorderanno i più anziani, io non ero neanche nato, arriva l'acqua grande, 194 centimetri sul medio mare a Venezia, quindi 7 centimetri di più dell'ultima che abbiamo avuto. Da lì iniziano a dire che bisogna mettere in sicurezza Venezia. Discutono per 10 anni, siamo in Italia, a un certo punto decidono di fare un bando per vedere
delle idee progettuali. Arrivano le idee progettuali, siamo nel 77, passatemi qualche errore di data, non va bene nessuna idea. A quel punto discutono ancora e nell'84 decidono di fare un bando per il progettone, cioè mettendo assieme più idee progettuali. Lì nasce il MOSE. Nell'89 hanno già il progetto preliminare. Nel 92 arriva il progetto definitivo, cioè 1992 il MOSE è progettato. Ci siamo fin qua? Nell'84 io avevo 16 anni e andavo alla scuola superiore. Nell'89, quando hanno fatto il definitivo, andavo all'università, ero il primo anno, penso il secondo, e nel 92 ero ancora all'università. Io mi sono laureato il 5 ottobre 1993. Bene. L'inizio lavori avviene nel 2003. Nel 2003 io non avevo cariche statali, tantomeno che nazionali, che regionali, per cui non esistevo nel contesto di MOSE. Arrivo nel 2010 come Presidente della Regione, mi invitano a me e tutto il nuovo Consiglio regionale, cioè vuol dire era finita un'epoca, se n'è andato Galan, se n'è andata la vecchia amministrazione, era finita un'epoca, arriva il primo Presidente della Lega, perché poi questa è la storia. Ci invitano nei cantieri dopo un mese dall'elezione, penso fosse maggio, una roba del genere. Io vado, dichiaro, è una grande opera di ingegneria, lo dichiaro anche adesso, è un'opera che farà parlare il mondo, infatti il mondo sta parlando nel bene o nel male, è un grande datore di lavoro verso migliaia di persone che stanno lavorando. E ho anche detto un'opera a chilometro zero perché lavorano in imprese locali, punto. Mi hanno anche detto quel giorno sarà ultimata, era il 2010, entro il 2014. Era già cantierato all'80%, per cui parlavano ormai dell'ultimo miglio. Fine. Io mi fermo qui. MOSE è un'opera dello Stato. Il MOSE è un'opera dello Stato, guardatemi bene sulle palle degli occhi. Non è un cantiere della Regione del Veneto. Non è un cantiere della Regione del Veneto. Il 4 giugno 2014 partono gli arresti. Però anche qui non partono nel 2014, degli arresti li fanno anche nel 2013 e per averli fatti nel 2013 un anno prima ancora c'erano indagini, c'erano movimenti, c'erano ispezioni e controlli della Guardia di Finanza. Quindi io sono arrivato nel 2010, dopo un anno o due cominciano i casini giudiziari, nel 2013 arrestano i primi e nel 2014 arrivano i famosi 105 avvisi di garanzia o provvedimenti di custodia cautelare e esplode il caso MOSE. Non è stato realizzato per il 2014, non ci vuole un genio a capire per cosa, è venuto fuori un casino. Dal 2014 ad oggi cosa hanno fatto in quei cantieri dello Stato? Bene, nel 2014, ricordiamolo, la realtà che doveva realizzare il MOSE, che deve realizzare il MOSE, si chiama Consorzio Venezia Nuova, che viene costituito negli anni 90. E il primo presidente è tale Luigi Zanda, parlamentare del PD. Va bene? Boh. Cosa succede? Che nel 2014 l'autorità nazionale anticorruzione, il prefetto di Roma e il governo nominano 3 commissari, Fiengo, Ossola e Magistro, che debbono governare il Consorzio Venezia Nuova, cioè le imprese, affinché finiscano il MOSE. Ad oggi il cantiere è cantierato al 93%, manca un 7%. Perché mi arrabbio? Considerano i veneti degli idioti. Per dirle, guardi, le faccio vedere, questo è il blog dei 5 Stelle, la vedete questa foto? Inquadratela bene, non so se riuscite a farlo, sì, ci riusciamo, se riuscite a zoomare. Ecco, guardate bene, questi signori qui hanno fatto credere ai veneti che questa è l'inaugurazione del MOSE, vi ricordo MOSE 2003, sapete che foto è questa? Questa è la foto di inaugurazione del passante del 2009, 6 anni o 7 anni dopo, 2009-2010. Io ero lì, non perché ero in regione, ma ero lì, mi vedete, Zaia, cerchiato come fosse un bersaglio. Sì. Ero lì, sa perché? Perché ero ministro dell'agricoltura. Avevano fatto il passante verde, l'accordo con gli agricoltori, e sono andato in rappresentanza del governo. Ecco, questa non è la foto di inaugurazione del MOSE. Io non ho mai, ma anche se avessi partecipato non avrei problemi, era un'opera pubblica, ma non sono mai stato. Okay. Questa è una. Cioè dimostra la manipolazione, insomma, delle notizie. C'era ovviamente il Presidente del Consiglio, eccetera. Questa invece è la vera inaugurazione del MOSE, inquadrate questa.
la prima pietra. Questa è la vera inaugurazione del Mose, 2003. Vedete il Presidente del Consiglio, vedete il Governatore del Veneto, vedete il Sindaco di Venezia Paolo Costa, vedete il Patriarca Angelo Scola, vedete Buttiglione. Insomma, questa è l'inaugurazione. Allora, vi hanno fatto vedere questa foto come inaugurazione del Mose. Spacciandola per l'alto. Guardate anche di chi è la foto, blog 5 Stelle, e questa invece è la vera. Vuol dire considerare i veneti degli idioti, ma ho altre foto che sono uscite. Siccome qualcun altro è stato ancora più creativo, hanno detto questa è la foto, questa qui è la foto dell'inaugurazione del Mose. Qui siamo nel 2006, io ero assessore al turismo e ho fatto una bella roba, il nuovo marchio del turismo del Veneto. Quel segno così, V, vuol dire Veneto, non vuol dire Vittoria, abbiamo inaugurato il Mose. Ecco, il presidente allora era Giancarlo Galan. Questa foto è stata fatta nel 2006-2007, adesso non ricordo. Eravamo nel cortile della Fenice di Venezia alla presentazione del marchio del Veneto, che è il marchio attuale tra terra e cielo, fatto da Fabbrica di Benetton, che aveva vinto un concorso di idee. E l'ultima foto, qual è questa foto? Famosa del pollo. Questa foto qui, chissà che i veneti capiscano che li stanno trattando da idioti. Questa è un'altra foto che hanno diffuso e la diffondono con l'idea, vedi, magna magna, vanno alle feste. Qui siamo nel 2006-2007, campagna contro l'aviaria. C'è stata l'epidemia di aviaria e nessuno mangiava più carne bianca. Tutti gli allevamenti a livello nazionale e i produttori hanno chiesto a tutti gli amministratori regionali e comunali lo stesso giorno, la stessa mattina, di fare una foto con un petto di pollo, una coscia, qualcosa, per dire ai cittadini che mangiare carne bianca non è pericoloso. Consideri che il Veneto è il primo produttore di carne bianca, posso citarne una sola, Veronesi, AIA, per capire cosa significhi Veneto. E significhi posti di lavoro, significhi fatturato e PIL. Ecco, noi abbiamo fatto la foto. Questa foto viene venduta ai veneti, sempre da parte dei soliti, come la foto di feste, gozzovigli e robe del genere. Allora, voi capite, se il rispetto per i veneti è far credere che una foto come questa sia l'inaugurazione del Mose, perché consideri che i veneti siano degli idioti, ecco, voi sappiate che vi considerano degli idioti, perché non si può far credere ai veneti che alcune foto artatamente, poi sa, questa foto qui ha un altro bel proseguio, che se voi andate a vedere oggi il blog dei 5 Stelle, è sparita, sta scritta qui, e sotto hanno scritto fanno finta di inaugurare il Mose per evitare che qualcuno vada in procura, no? Allora, scrivendo fanno finta di inaugurare il Mose, allora, diventa una foto goliardica, no? Se pensano di... Allora, io perché dico questo? Perché penso che ci voglia rispetto per i cittadini. Quando tu a un cittadino gli dai foto false, gli dai informazioni false, vuol dire che non lo rispetti. E quindi ho risposto a Fraccaro. Cosa aveva detto Fraccaro del Mose? Lei mi diceva, aveva detto che Zaia c'era che Zaia a fare la campagna per la viaria, a inaugurare il passante di Mestre, a fare altre robe, ma non per il Mose. Ma non è che mi tiro fuori. Il problema è che non potevo proprio esserci. Se ci fossi stato ci sarei andato. Funziona il Mose o non funziona? Non glielo so dire. Non è un cantiere nostro, è una grande opera di ingegneria. Se funziona vorrà dire che diremmo bravi quelli che l'hanno pensato negli anni 80 e negli anni 90, se non funziona vorrà dire che qualcuno ha sbagliato a progettarlo. Ci costerà comunque 80-100 milioni di euro all'anno di funzionamento e di gestione. È possibile che possa partire a questo punto alla fine del 2020, perché si è detto 2021, qualcuno ha detto non lo chieda a me, al massimo. Guardi, non lo chieda a me, direttore, perché questo non è un cantiere mio. E non posso neanche accettare che qualcuno dice ma Zaia non c'entra mai nulla. No, non c'entro nulla. Tanto è vero che a gennaio ho chiesto anche una convocazione del comitatone, che è la realtà nella quale è l'unica realtà ufficiale nella quale possiamo avere informazioni. E il comitatone non si convoca più dal novembre 2017, a gennaio di quest'anno l'ho chiesto, adesso dopo la tragedia lo hanno convocato, sarà convocato martedì prossimo e quindi sentiremo quali sono le informazioni, perché il Presidente del Consiglio è venuto qui da noi a Venezia dicendo sarà pronto per il 2021, poi ho sentito dire dai giornali che sarà pronto il 2020, questa è la situazione. Senta, vedete, però sai, io sono molto seccato dalle polemiche che si sono fatte. Sono seccato non perché hanno colpito me, perché trattano i veneti come dei deficienti. I veneti hanno diritto di essere rispettati. Guardi che è grave far vedere delle foto che non c'entrano niente e far credere
che siano foto del Mose, perché vuol dire essere veramente dei lazzaroni. Ecco, e poi invece vengono messe vicende che dimostrano l'esatto contrario. Io ricordavo l'altra sera un esponente del PD che in una intercettazione Claudia Minutillo, la segretaria di Galan, disse potremmo fare molto di più, ma c'è di mezzo quel rompiscatole di Zaia che non... Sì, guarda, io ho evitato per buon gusto di citare l'inchiesta, ma se vuole parlo dell'inchiesta, io l'ho lette tutte le pagine. Allora, i procuratori hanno fatto un lavoro strepitoso, i sostituti, insomma, dalla procura, il dottor Ancilotto, il dottor Buccini, il procuratore aggiunto allora Nordio, eccetera, hanno fatto un lavoro strepitoso, tutti, la dottoressa Tonini, insomma tutti quelli che hanno lavorato su questa Ovviamente il regista, colui che curò per primo, fu il dottor Ancilotto. Allora, io ho letto tutte le pagine. Intanto questo sistema, si legge nelle pagine, esisteva dagli anni 90, no? Quando noi andavamo a scuola, quindi è da anni che esisteva. Nel 2009-2010 iniziano a lavorarsi seriamente, appunto il dottor Ancilotto, poi successivamente affiancato dal dottor Buccini, eccetera, alla procura, iniziano a lavorarsi. Siamo nel 2009-2010. Nel 2013 arrivano i primi arresti, nel 2014 esplode tutto. Nelle carte si vede le intercettazioni, perché io ero cioè il Mona è venuto giù con la piena del Piave, perché si ricorda che io dissi appena arrivato, qui si riceve in regione niente ristoranti, niente distributori, tu dicevi Zaia ha paura della sua ombra, isolerà la regione. Adesso tutti hanno capito perché dicevo ste robe, no? E dopo c'è anche da dire, ringrazio che la procura ha chiarito che la totale mia estraneità, e guardi che non è facile non uscire con le mani pulite, neanche essere messo in discussione con un'inchiesta del genere. Certo. Perché voglio ricordare che non c'è un leghista che è stato minimamente sfiorato da questa inchiesta. Hanno arrestato illustri esponenti del PD, illustri esponenti di Forza Italia, hanno arrestato forze dell'ordine, hanno arrestato di tutto. 105 avvisi di garanzia e custodie cautelari per alcuni, cioè sono andati direttamente in galera. Io mi sono sempre comportato correttamente, ma non esiste che qualcuno che voglia far partire venticelli su ste robe qua, perché io li fulmino. Presente cosa vuol dire fulminare uno? Io li fulmino, perché per la mia vita è un investimento la reputazione e sulla quale non transigo. Ed è anche scandaloso, me lo lasci dire, dico io una roba negativa sulla magistratura, che quando ci sono diffamazioni pesanti, non quelle, così sono quelle pesanti, no? Che qualcuno ti dà del ladro, i magistrati dovrebbero intervenire d'ufficio. Non lasciar lì le pratiche 5 anni, aspettare che passi così non si occupano e vanno in prescrizione. Perché questo dà spazio ai tanti personaggi che sputtanano. E non è corretto, perché il cittadino deve avere la garanzia che il suo amministratore, il suo sindaco, il suo presidente di regione è onesto, e per avere questa garanzia, quando c'è qualcuno che dice lui è un ladro, tu devi subito aprire un fascicolo e verificare, ma verifica che io non sia un ladro. No, tu verificalo. Se poi hai verificato, lui che l'ha detto, va in galera, lo punisci, perché le leggi ci sono per punire. Guardi che i social veramente ormai sono diventati una cloaca. Infatti voi avete con l'assessore Bottacin, secondo me giustamente, querelato coloro che gli haters che hanno detto ai veneti anneghino a questo punto. No? Ho fatto una delibera martedì scorso nella quale diamo un incarico generale per colpire tutti quelli che hanno augurato la morte ai veneti, ai veneziani e ai veneti in generale. Dovete annegare, voi che sputtanavate Pompei e altre robe del genere, veneti morite come i topi, di tutto ho letto. E questi qua li denuncio uno per uno, lo faccio io. Ci metto la mia firma alle denunce e voglio vedere le procure darci spazio a questa roba. Andiamo al confronto, no? Certo. Brutti bastardi, di tutto letto, di tutto contro i veneti. Inqualificabile. Vedete, a proposito di Pompei, le polemiche sui 4 sassi... Ma guardi, questa è una storia allucinante del 2010. Noi il 31 ottobre, 4 novembre 2010 abbiamo la grande alluvione. 10.040 famiglie e imprese vanno sott'acqua, circa 500.000 di cittadini. 235 comuni. Io chiedo soldi al governo, non era del PD, era Berlusconi, il ministro era Tremonti, tanto è vero che poi annunciai anche lo sciopero fiscale se non mi davano i soldi, se non mi avessero dato i soldi.
Io chiedo soldi, ho 500.000 persone in acqua, cioè ditemi cosa devo fare, datemi soldi. Non arriva risposta. Il 9 di novembre, o giù di lì, crolla un muro a Pompei. Vedo sui giornali subito 250 milioni di euro a Pompei. Guardate, io ho detto, ripeto le frasi che ho detto allora. Ho detto, io non ho nulla contro Pompei, date i soldi a Pompei, però prima ricordatevi dei veneti. Non solo perché siamo arrivati prima con l'alluvione del crollo di Pompei, ma anche per un altro motivo, perché noi abbiamo comunque dei cittadini ai quali dobbiamo dare risposta. Dopodiché io dissi anche a Pompei è giusto dare i soldi, è giusto preservare questo patrimonio dell'umanità, ma non prima dei 4 sassi veniamo noi, apriti cielo. Ma sa qual è il vero tema? Se qualcuno andasse a digitare, a vedersi Italia Oggi del 2010 e scrive Sassi di Pompei Zaia, scoprirà perché io lo dissi. Io non ho mai offeso Pompei. Pompei è una cosa immensa, unica nel suo genere, va assolutamente tutelata. Quel crollo fu definito dal sovrintendente ai beni archeologici della Campania come un crollo di un muretto in mattoni e malta fatto negli anni 50 e non storico. E spiego anche che quel muretto lo fece fare il vecchio direttore degli scavi di Pompei a salvaguardia di non mi ricordo più di cosa, e certificò, c'è scritto ancora oggi su Italia Oggi, certificò che si trattava di una superfettazione a definire che nulla aveva a che vedere con le opere dei Romani. Per questo io parlai di 4 sassi, solo un pazzo e un idiota può andare a definire 4 sassi gli scavi di Pompei. Io mi riferivo a quel muro in Malta, a Malta d'epoca attuale, è fatto negli anni 50, che non aveva nessun valore storico. E ovviamente è stato un pretesto per ma si sa, c'è ancora qualcheduno in campagna che tira fuori sta roba. Io spero che pian piano, anche se qualcuno ha la testa dura, entri nella testa. Senta Presidente, in compenso Luigi Di Maio in un video con un sorrisetto ironico ha detto: ah, vedete, il Consiglio regionale si è allagato appena hanno bocciato la nostra proposta di legge sui cambiamenti climatici. No, e questo è stato ritenuto offensivo, cioè il fatto che... Ma si è allagata tutta Venezia? Sì. E non c'entra niente questa proposta di legge, a parte il fatto che Di Maio ne ha detta anche un'altra. Sì. Cioè Di Maio, intanto vorrei ricordare che è l'unico che non si è visto durante questa alluvione. No, e poi viene a dire a me perché mi ha fatto una polemica dicendo che il giovedì sera sono andato a un comizio a Bologna per sostenere il nostro candidato e ho lasciato Venezia. Se lui sapesse, la giornata di giovedì non c'è stata acqua alta, c'era il sole, è la giornata che è venuto Berlusconi, fra tutti il sole c'era, e alle 10:20 di sera potrò andare anche dove voglio, oppure no, visto che ho considerato che sono stato con la divisa tutto il giorno anche, e non devo rendere conti a nessuno, tantomeno che a Di Maio. Ma il problema sa qual è? Che Di Maio che richiamava me all'ordine, a me che sono stato 5 giorni dentro in acqua tutto il tempo, mi sono fatto una settimana poi alla fine, il giorno dopo, invece di venire a Venezia, è andato a farsi una giornata intera di comizi a Napoli, in giro per Napoli. Da che pulpito viene la predica? Le porte sono aperte, che venga a Venezia, i gondolieri sono lì, aspettano a braccia aperte e va a spiegare le sue ragioni, va a dire dei gondolieri, guarda. E lui arriva in piazza San Marco, guarda l'orologio, prima dell'inizio della piazza sulla destra c'è un presidio di gondolieri che sono eccezionali, loro sono l'identità veneta, così avrà modo di conoscere i gondolieri che gli spiegheranno come funzionano le maree, di cosa abbiamo bisogno, che sono la venezianità fatta carne. Esatto. Presidente, senta, lo Stato centrale, così come ha man mano rinviato la partenza del Mose, insomma, di anno in anno, si dice così, mi sembra un po' lo stesso meccanismo per l'autonomia, no? Cioè tentare sempre di rimandare tutto, adesso la legge quadro, dopo rinvii e consigli dei ministri in cui il ministro Stefani tentava di comunicare con i ministri dei 5 Stelle, veniva praticamente ignorata, no? Voglio dire, è un sistema anche, è una metafora anche per l'autonomia. A Roma io penso che fuori dai palazzi dovrebbero scrivere finché la causa pende rende. Cioè io penso che questi, guardi, l'autonomia, noi siamo andati a votare 2.328.949 veneti, perché è un numero che mi ricorderò tutta la vita, il 22 ottobre 2017 sono andati a votare. Voi avete partecipato a questa chiamata di popolo, ci avete dato una grande mano come televisione,
a informare i veneti, perché poi voi non dicevate andate a votare, poi votate sì, votate no, ognuno vota quello che vuole. L'oltre quasi il 99% ha votato sì. Insomma, ottobre 2017, ottobre 2018, quindi 18, 19, sono già 2 anni Sì, 2 anni. passati. Io dico che le risposte noi dobbiamo averle. Guardi, noi abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare, siamo stati rispettosi della Costituzione. Trovo ancora assurdo, e se vuole anche, posso dire, anche poco rispettoso nei confronti di noi veneti, che a Roma parlino ancora della coesione nazionale, che parlino ancora della solidarietà, della sussidiarietà, ma lo trovo assurdo perché questo è il prerequisito per l'autonomia. È come se noi andassimo a comprare un'auto, anzi noi non lo facciamo, qualcuno andasse a comprare un'auto e il venditore dicesse guarda te la posso dare con gli interni in pelle, interni in tessuto, un 2000 di cilindrata, 2005, te la posso dare metallizzata, col pastello, te la posso dare col turbo, senza turbo, e l'acquirente ogni volta dice no, ma deve avere 4 ruote, no, ma deve avere 4 ruote. A un certo punto il venditore dice scusa, parliamo dell'auto o parliamo di banalità? Perché un'auto senza 4 ruote non può esistere. L'autonomia senza solidarietà, sussidiarietà e coesione nazionale non esiste per legge. Quindi quando vengono a parlarvi, direttore, lo dico ai veneti, di coesione, di solidarietà, vi fanno perdere tempo. È come che venissero a spiegarvi che prima di parlare dell'auto bisogna parlare delle 4 ruote. L'auto ha 4 ruote, punto. L'autonomia ha già tutte queste robe. Parliamo di autonomia. Parliamo delle 23 materie che sono scritte in Costituzione, parliamo del referendum dei veneti. Guardi direttore, l'abbiamo detto tante volte, se non ci fosse stato il referendum, che io ho voluto fare, mi hanno minacciato di danno erariale, oggi non parleremo di autonomia, perché staremo qui a discutere della delibera di Zaia contro la delibera di Boccia. Invece non c'è la delibera di Zaia, c'è la delibera del popolo veneto che è andato a votare non pensando io sono leghista, io sono dei 5 Stelle, io sono del PD, io sono di Forza Italia, sono di Alleanza di Fratelli d'Italia, quello che è, ma sono andati a votare pensando di essere veneti, perché noi veneti a un certo punto della nostra vita quotidiana lasciamo dietro le spalle la tessera di partito, le idee e ci battiamo per il Veneto. Io non posso non pensare che uno perché è del PD non abbia votato. Io ho tanti amici di sinistra che hanno votato per il referendum. E io rispetto le idee di tutti. Mi ha mai sentito parlare male delle idee degli altri, ma non l'ho mai fatto in vita mia. Posso dirle che Di Maio autorizza le pubblicazioni di foto false spacciandole per l'inaugurazione del Mose, che non sono Mose, ma il passante di Mestre, tipo queste, che non c'entrano niente con l'inaugurazione del Mose. O questa è l'inaugurazione del Mose, ma questa non è mica pubblicata perché nel Zaia non c'è su questa, questo è il motivo. Questa è proprio la mistificazione, no? Allora io posso parlare di questo, ma non discuterò mai le idee di un grillino, di uno del PD, perché rispetto le idee di tutti, perché sono tutti veneti per me. Presidente, che tempi possiamo prevedere? Voglio dire, adesso era saltata la riunione di venerdì proprio per il maltempo. Questa legge quadro, ci ha detto ieri il professor Bertolissi, si è trovato di fronte 2 articoli, cioè scritti anche da un incompetente. La legge quadro la discuteremo la prossima settimana. Boccia ha annunciato, c'è stata la sospensione per l'alluvione, ha annunciato che si farà la riunione per parlare di questa partita, parleremo di questa partita. Guardate, finché ci sarò io in regione, a me non tremano i polsi, Io vado avanti sull'autonomia. E vi dico anche, ve l'ho sempre detto, io non so dirvi i tempi, anche se poi abbiamo sempre i facinorosi, no? Vedo che abbiamo addirittura quelli che prima erano contro l'autonomia perché volevano altre robe, adesso fanno i difensori dell'autonomia. Guardate, io sono un pragmatico, so che il percorso è iniziato, 5 regioni ce l'hanno già l'autonomia, 11 l'hanno chiesta grazie a noi e fa 16. Le regioni d'Italia sono 20, quindi vuol dire che 16 su 20 hanno già chiesto l'autonomia. L'amico Bardi della Basilicata mi ha detto che ha avviato il progetto per chiederla, l'amico Marsiglio dell'Abruzzo mi ha detto che ha già incaricato un consigliere per chiederla e arriviamo a 18 su 20, ne mancheranno ancora 2. La campagna non ho ben capito cosa sta facendo, ma avanti così. Allora io dico, l'autonomia prima o poi arriverà, questo governo deve capire se vuole scrivere una pagina di storia o lasciarla a qualcun altro da scrivere. Sa, anche i veneti devono capire che i processi importanti come questo hanno dei tempi.
Ma non lo dico per giustificare il governo, che potrei dire questi qua sono 4 lazzaroni perché non mi danno l'autonomia. Lo dico perché io non mi aspettavo dalla sera alla mattina, perché poi ci sono le resistenze, no? Ci sono le maldicenze, ci sono i tabù, c'è la gente che pensa di perdere qualcosa e quindi non vuol dare l'autonomia, però noi alla fine la porteremo a casa l'autonomia, come ho portato a casa le Olimpiadi. Quanti sorridevano quando ho detto candidiamo il Veneto alle Olimpiadi? Sì. In tanti ridevano, no? Voi ci avete creduto. Sì. Alla fine l'abbiamo portata a casa. Sì. Quando dicevo sbloccherò la pedemontana senza tasse, alla fine l'ho sbloccata. 2020 sarà realizzata. Ho letto racconti, leggevo sui nostri social di un cittadino che ha detto che lui abita a Castelcucco e la pedemontana gli fa schifo e non gli serve. Io spero che il giorno che l'apriremo venga lì all'inaugurazione, consegni la carta d'identità, le targhe di tutte le sue auto che ha in casa e si faccia estromettere l'accesso ai caselli, perché così si fa. Se ti fa schifo un'opera non la devi percorrere, se sei un animalista non devi girare con le scarpe in cuoio, ma in gomma. Ma siccome se sei animalista, sei anche ambientalista, non devi averle neanche in plastica, e quindi girerai scalzo, non lo so. Per la coerenza, no? La coerenza, di cui mancano molte tracce. Ma guarda, ci vuole talmente poco per andare d'accordo e fare delle grandi cose per il Veneto, però bisogna partire da un presupposto, non bisogna raccontare bugie. Non bisogna raccontare bugie. Quando tu hai a che fare con gente che pubblica foto che sono false, vuol dire che non hai più a che fare con gente seria. Guardi, non è la gravità della foto, è la gravità dell'atto. Perché guardi, a me sinceramente, che uno mi dica se è stato all'inaugurazione del Mose, se ci fosse andato dico sì, vabbè, perché sennò capisce che sennò arriviamo al tema delle banche popolari, che qualcuno dice ma tu andavi alle assemblee. Io andavo a tutte le assemblee di Veneto Banca e sono andato all'ultima, quella della caduta di Popolare di Vicenza, non andavo mai a quella Popolare di Vicenza. E anche lì... Ma scusi, ma è una colpa andare alle assemblee? È una colpa andare ai comizi? È una colpa andare alle inaugurazioni? È una colpa andare... Ma basta che ci capiamo, no? Queste sono le strumentalizzazioni, no? Voglio dire, sì, ma lei capisce che se i cittadini vengono bombardati di queste informazioni, è bene che i cittadini si chiedano che amministratori hanno dall'altra parte, perché veramente c'è da preoccuparsi quando uno è ridotto a diffondere foto false per sputtanare l'avversario. Presidente, le faccio una domanda proprio mediatica. Non sarebbe il caso che lei, assieme al professor Bertolissi, ai costituzionalisti, andaste nei programmi nazionali? No, dico, ma non sono interessati. Guardi, non sono interessati, sono i suoi colleghi, lei li conosce. L'autonomia ancora non è entrata nelle corde, o meglio entra nelle corde quando c'è polemica. Ma stia tranquillo che la rivoluzione, io posso dirlo perché ormai è sdoganata il tema rivoluzione, no? Hanno detto Zai ha detto la parola rivoluzione. La rivoluzione gandhiana, pacifica, del sorriso, parte dal Veneto. Perché il Veneto l'ha fatta con un'arma che è letale, la matita copiativa e l'urna, l'ha fatta lì con il referendum, e quella lì è un'arma che non ti perdona, perché tutti i veneti si ricordano di averlo votato quel referendum. Come fermano me a dirmi ma quando arriva l'autonomia? Si ricordano anche di Roma, perché se Roma ci avesse detto già di sì, noi avremmo l'autonomia. E il governo Conte 1 ha prodotto 0. Nonostante il ministro Stefani abbia fatto un lavoro strepitoso. E il governo Conte 2 ad oggi ha prodotto 0. E il governo Gentiloni ha prodotto 0. Guardi, ci metto dentro quelli degli altri e anche i miei, tutti. Sì, Presidente, no, io dico, siccome dicono tutte queste balle, queste fake news, forse comunicare anche sulle grandi reti nazionali sarebbe un problema una questione di conoscenza dell'autonomia che molti non... Ma sì, ma guardi, io penso una cosa, che noi siamo forti. E qualcuno mi dice, ma tu se dovessi fare un bilancio di questi anni che hai fatto il Presidente, cosa dici? Beh, la pedemontana è il tuo grande risultato, le Olimpiadi, le colline di Colnegliano Valdobbiadene, il patrimonio dell'umanità, non so, l'acquedotto nuovo che stiamo realizzando per i FAS. E io dico no, nessuna di queste cose. L'orgoglio veneto. Che i veneti sono più rispettati. Quando io sono arrivato, mi ricordo i tavoli nazionali, ti facevano mettersi nell'angolo. Oggi il Veneto ha un'autorevolezza e un rispetto che una volta non aveva. Il Veneto fa paura e noi dobbiamo continuare, perché comunque è ora di finirla. Io l'ho detto dal primo giorno. Io sono arrivato con il retaggio culturale che noi eravamo quelli dei film della serva,
che non parlava neanche italiano nel film, no? Perché era l'unico cameo dialettale, o il carabiniere. No, noi siamo quelli che fanno le Olimpiadi, siamo quelli che fanno le infrastrutture, siamo quelli che fanno l'autonomia, siamo quelli che danno anche i compiti per casa a qualche lazzarone che non li vorrebbe fare. E quelli che resistono anche alla pressione fiscale e ai colpi che vengono dati alle imprese grandi e piccole. Sì. No? Presidente, scusi, parliamo un po' di elezioni, perché Prego. La novità di questi giorni è che i 5 Stelle in Emilia-Romagna e in Calabria, e poi ovviamente arrivano le elezioni in Veneto, andranno da soli. Questo rappresenta, secondo molti osservatori, un grosso pericolo per l'alleanza di governo, perché se diciamo, al PD vengono a mancare i voti dei 5 Stelle, Salvini, che è già fortissimo in Emilia-Romagna, potrebbe vincere. A quel punto la domanda è: il governo potrebbe cadere, che prospettive si aprirebbero secondo Ma guardi, se mi chiede roba del Veneto le parlo volentieri, di queste robe qua sinceramente non me ne occupo. Io spero che vinca Lucia Borgonzoni, che conosco, so che sta facendo una bella campagna, so che ci stanno mettendo anima e corpo, penso che se si vincesse in Emilia-Romagna, certo il tema verrà posto a livello nazionale sulla tenuta del governo. Dopodiché questi hanno 7 vite, perché tutti quelli che sono al governo, nessuno di questi ha convenienza di andare a votare, perché non ci torna più a Roma. Per cui immagino che anche qui con qualche volo e qualche acrobazia e qualche evoluzione da pattuglia acrobatica, magari una soluzione la trovano ancora, no? Tirano fuori del cappello magari un nuovo Presidente del Consiglio, un governo di salute pubblica, e la crisi e lo spread sta andando alle stelle, non glielo so dire. Certo. Però viene logico però dire una cosa: questo è un governo che non rappresenta il popolo è in tutt'altra direzione, è un governo delegittimato, infatti è un governo che va a scartamento ridotto, perché non può mai andare in piazza e dire io sono qui a rappresentare il popolo italiano, perché questi non li voterebbe più nessuno, questa è la verità. Il fatto che i 5 Stelle dicono che non si presenteranno in alcune regioni è la dimostrazione che sanno di non avere i voti. Se tu hai i voti ti presenti, no? Se non ce li hai non ti presenti, certo. Ma allora io dico che per la proprietà transitiva, se non ce li hai, solo non ti presenti, ma anche non rappresenti nessuno. Poi c'è insomma questo scenario davvero allarmante della riforma del MES, il cosiddetto fondo salva stati, che se dovesse essere cambiato, se, come dice Matteo Salvini, il Presidente Conte avesse dato la sua approvazione a questa riforma, per l'Italia sarebbe, soprattutto per i risparmi italiani, ci sarebbero dei seri questo è un serio pericolo. Consideri che siamo anche in un paese nel quale le uscite sono maggiori delle entrate, perché qui, al di là di tutti i premi Nobel che parlano della finanziaria nazionale, in questo paese le uscite sono maggiori delle entrate, e in qualsiasi famiglia dove le uscite, o azienda dove le uscite sono maggiori delle entrate, si va a finire male. Infatti. E qualcuno può dire: e allora dove tagliamo? Ci sono circa 200 miliardi di euro, lo dice la CGIA di Mestre, di sprechi nella pubblica amministrazione che vanno tagliati. Esatto. E allora le uscite sono uguali, quantomeno le entrate. Senta, cosa pensa, poi le farò una domanda sui medici, perché c'è una questione importante. Cosa pensa del fatto che comuni e regioni sono autorizzate, pare che siano autorizzate a recuperare i soldi di chi non ha pagato l'IMU, la Tari, insomma possono mettere le mani nei conti correnti. Che è vergognoso. Che è vergognoso, nel senso che allora sono tutti autorizzati a entrare nei conti correnti, però se io avanzo soldi dello Stato, su che conto corrente entro? Esatto. Non so, ditemelo. Io conosco imprenditori che avanzano i soldi dell'IVA, avanzano soldi dell'Agenzia delle Entrate per errori fatti e riconosciuti. Possiamo entrare nel conto corrente dello Stato e bloccare i soldi? Ma figura. E quindi io dico, quantomeno che sia reversibile, che sia paritetica questa norma, no? Tu entri nel mio conto, io entro nel tuo. Allora, io avanzo soldi dello Stato e mi tocca stare lì ad aspettare. E magari fallisco, no? C'è storie eclatanti di gente che è fallita per colpa dello Stato. Stato avanza anche una bazzecola e ti blocca un conto corrente. Non funziona così. Presidente, allora parliamo di sanità. Volentieri. Dell'eccellenza, di una delle eccellenze del Veneto, bando per altri guardi, medici. mi lasci dire una roba. Lei ha vissuto negli Stati Uniti. Sì. Lo dico io, non so se si può dire. Sì. No, come no, certo. Vivo a New York. Anche felicemente. Beh, anche ieri ho incontrato un ragazzo che ha fatto 10 anni
negli Stati Uniti e si parlava di sanità e lui diceva a tavola, a casa sua, diceva guarda, io mi chiedo come possa qualcuno lamentarsi della sanità qui in Veneto. Io ho detto ma da te come funzionava? Guarda, te lo dico subito, da me funziona negli Stati Uniti 10 anni che per l'assicurazione costa 1.000 euro al mese. Ma non è che ti assicurano tutti. Se hai il diabete non ti assicurano perché costa 3.000 euro al mese. Se hai patologie conclamate non ti assicurano proprio. E poi mi fa, guarda, mia moglie un giorno si è sentita male a casa e ho chiamato l'ambulanza. Sai quanto è costata l'ambulanza dall'ospedale che ha fatto 6-7 km a casa e a riportarla in ospedale? $4.000. Cioè vuol dire 4.000 euro, più o meno. Ve lo trasformo in euro per dare un'idea. Allora, lo dico perché tanti forse non hanno un'idea di quanta fatica ci sia ad erogare 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno e tenere in piedi una macchina, sto parlando del Veneto e non sto parlando dell'Italia, 80 milioni di prestazioni, e tenere in piedi una macchina sanitaria che ha circa 54.000 dipendenti, dei quali 11.500 sono medici, eccezionali. Per cui io mi arrabbio a volte quando sento che tutto va male, tutte le liste d'attesa. Sì, per carità, è pur vero, si può sempre migliorare, però è anche vero che stiamo erogando l'impossibile. È pur vero che abbiamo dei primati unici, pensi ai trapianti, le grandi patologie. Magari non siamo efficienti nell'unghia incarnita, per carità, però ci stiamo dando da fare, abbiamo 68 ospedali. Vengono tutti qua a farsi curare. Vengono qua. Allora io dico anche un po' di amor proprio. Io non dico che a volte non ci siano problemi. A volte il problema è anche il dipendente che risponde male. Io non voglio generalizzare, ma dico che se hai la sfortuna di trovare il giorno, quello che ha la giornata storta perché magari ha litigato col moroso, con l'amorosa, col marito, con la moglie o col vicino di casa uscendo di casa per venire a lavorare in ospedale, ma di quel giorno gonfiare e girare. Però non puoi pensare che perché quell'operatore ha avuto le palle girate dallo sportello oppure in corsia sia la sanità di merda, me lo lasci dire, perché mi arrabbio. Perché vanno rispettati i nostri operatori, la nostra sanità, perché sono bravi. Questo dico. In Veneto adesso, guardi, c'è due leggende metropolitane. Dicono che non ci sono più infermieri. Allora lo dico ai cittadini che mi ascoltano, che da quando ci sono io, dal 2010, dati alla mano, io ho aumentato il numero di infermieri negli ospedali del Veneto. E quando ne trovate qualcuno che viene a dirvi che non è vero, dite che mi chiami o chiamatemi assieme che vengo io a spiegargli, con i numeri, posso darvi i numeri se qualcuno li vuole, ospedale per ospedale. Non sono diminuiti gli operatori sociosanitari in questi 10 anni, li ho aumentati. Sono diminuiti i medici, di 250 unità rispetto al 2010, ma il complessivo nella richiesta di organico ne mancano 1.300, però rispetto al 2010 ne abbiamo 250 in meno, perché non ci sono medici. Gli ultimi concorsi fatti, 80 posti per il pronto soccorso, 3 assunti. 192 posti per medici, 3 bandi, 22 specializzati, quindi assumibili da subito, e 24 specializzanti dobbiamo aspettare che finiscano la scuola. Questo è quello che sta accadendo. Abbiamo diminuito gli amministrativi di 700 unità in Veneto, ma non perché non vogliamo più gli amministrativi, perché alcune attività sono state esternalizzate. Se tu hai un CUP gestito in proprio in casa oggi e domani lo dai a fare una cooperativa, è inevitabile che quei dipendenti non ce li hai più in pancia a te, ma ce li ha la cooperativa. Quindi dico, attenzione quando vi vengono a dire che non c'è personale perché Zaia non l'ha voluto o la regione. Non è vero. L'unico personale che manca è quello dei medici, ma non dipende da noi, mancano 1.300 medici in Veneto e 56.000 in Italia. L'avete capito il numero? E allora cosa abbiamo deciso di fare? Siccome i medici per lavorare in ospedale devono essere specializzati, cioè devono aver fatto 6 anni di università e si laureano in medicina e chirurgia, 1 anno di abilitazione, e a quel punto possono fare le guardie mediche e tutto, e poi altri 5 anni, quindi si va a 12 anni, di specialità. Cioè uno che vuole fare pediatra, dal giorno in cui si iscrive all'università al giorno in cui è pediatra, sono passati 12 anni. Qual è il problema? Che non abbiamo gli specializzati. Per fare pronto soccorso bisogna essere specializzati e io sono perché siano specializzati. Allora in mancanza di medici, io non posso stare 4-5 anni senza medici. Abbiamo deciso di assumere i medici laureati e abilitati, cioè quelli che possono fare la guardia medica.
assumerne 500, al bando hanno aderito più di 500, vuol dire che ci sono i medici, ma non sono specializzati perché i numeri chiusi non permettono di specializzarli. Verranno formati, è una situazione, è una condizione ponte, ma questo mi permette di metterli nei pronto soccorso dove me ne mancano 380, nelle medicine e nelle geriatrie. Io non posso accettare che qualcuno dica che mettono a repentaglio la salute dei cittadini, perché questi sono medici laureati in medicina e chirurgia, le parole hanno un senso, e abilitati. Tanto è vero che questi medici fanno guardia medica. Allora, possono fare guardia medica, non possono curare un'unghia incarnita in un pronto soccorso, dai. O una smartellata su un dito o le ginocchia sbucciate di un bambino perché è caduto dalla bicicletta. Ma finiamola. Vabbè che siamo nel paese nel quale ormai tutto è 626 e affini, però anche un minimo di visione anglosassone me lo lasci dire che se c'è un problema bisogna risolverlo. Se poi i tribunali, siccome mi hanno denunciato, lei sa che noi abbiamo un ricorso, siamo in tribunale. Saputo, il tribunale deciderà che i 500 medici che vuole assumere Zaia non si debbono assumere, si prenderà la responsabilità del tribunale di spiegare ai cittadini perché, ma io il mio dovere l'ho fatto. Se mancano i medici io li devo trovare, siccome li ho trovati, sono medici laureati e abilitati, non capisco per quale motivo. Uno di questi medici è il ragazzo che nel treno in Veneto ha salvato la vita a una signora col massaggio cardiaco. Medico, laureato e abilitato. Allora questo medico qua io ho detto se va a dare un premio, metterlo in pronto soccorso subito, ha salvato una vita in treno. Tra l'altro bisogna anche precisare che questi medici specializzati non è che vanno in sala operatoria a fare operazioni, no, perché uno dice poi io mi trovo sotto i ferri. Guardi, l'idea, io spero che si riesca a combinare con le università, che hanno tutta la mia stima, è quella di fare un progetto di formazione di questi medici ulteriore, di formazione snella di una 90 di ore, poi 2 mesi di training a 39-38 ore mi sembra a settimana, e poi andranno a fare il lavoro diciamo basic, no? Di base, cioè se sono in pronto soccorso non andranno nella stroke unit dove entra l'infartuato, ma si fermeranno ad esempio ai codici bianchi, dove un medico che può visitare, perché è abilitato a visitare, è abilitato a curare, farà questo, che sono gli stessi medici che troviamo nella guardia medica, li troviamo nelle cliniche, li troviamo nei laboratori, negli ambulatori privati, e non capisco perché io non posso portarli in pronto soccorso. Guardi, le do un dato. Il Cafoncello di Treviso fa oltre 300 codici bianchi al giorno, 300 pazienti al giorno, ne entrano 2 milioni all'anno di pazienti in pronto soccorso. 300 pazienti al giorno, codice bianco, vuol dire gente che ha preso una botta, la febbre, ha tosse, il bimbo, a parte il fatto che i bambini hanno il fast track e vanno direttamente in pediatria. Io capisco, ma un medico laureato e abilitato non è in grado di ascoltare un paziente? Dai, ma finiamola con sta farsa. Incredibile. Presidente, già che ci siamo, l'ospedale di Padova, nuovo ospedale? Va avanti, va avanti, abbiamo chiuso la partita urbanistica, si va avanti, come abbiamo sempre detto, anche qui, se l'avessero fatto gli altri, io godrei del fatto che c'è già il Policlinico, ma ho ereditato uno scatolone pieno di rassegna stampa quando sono arrivato in Regione. Le polemiche le avete viste, poi di mezzo c'è stato il Mose, c'è stato il tema del dibattito perché alcune imprese erano coinvolte anche nel Mose, a fine si è ripulita la situazione, campo operatorio pulito, abbiamo ricucito e rimesso il paziente in piedi. Perfetto. Allora, Presidente, siamo arrivati al termine di questo. Di già. Purtroppo il tempo è tiranno. Ovviamente tutti con gli occhi al cielo perché dopo un trauma di quel genere insomma, c'è molta preoccupazione. Però ecco, mi lasci riconoscere e ringraziare il lavoro di tutti, dei volontari, dei ragazzi, dei tanti ragazzi volontari, della protezione civile, degli immancabili presenti sempre vigili del fuoco, e delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, dei cittadini, di tutti quelli che si sono messi a disposizione e anche di tutti i nostri tecnici. Guardi, forse i cittadini per i cittadini è normale, ma quando sentite parlare della marea 24-48 ore prima e vedete che la previsione sbaglia di 2-3 centimetri, vi rendete conto di che lavoro abbiamo fatto fare i nostri tecnici? Quando sono arrivato io nel 2010, le previsioni del tempo erano molto più aleatorie di adesso si incrociano, noi incrociamo 3 modelli, uno canadese, uno il modello europeo e uno francese. E hanno algoritmi, quindi vedete anche l'attendibilità delle previsioni, perché per fare prevenzione la base è la previsione del tempo, quindi guardiamo al cielo ma con la previsione in mano.
Grazie. Grazie molto. E buonanotte a tutti. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Grazie. Buonanotte. Buonanotte.